L'attacco contro Igualada già si delinea in tutto il suo sviluppo. Dall'automobile, in cui è costretto da una recente ferita, il generale Gambara dirige le operazioni che accelerano la caduta dei sobborghi, donde i legionari inizieranno la loro trionfale marcia attraverso tutta la città. Il generale Gambara e lo Stato Maggiore spagnolo concertano, sui piani già predisposti, le ultime disposizioni per l'occupazione della città. È scoccata l'ora decisiva dell'avanzata nazionale verso Barcellona. Gli autocarri e i reparti motorizzati spiccano l'ultimo balzo. Questa non è più un'avanzata e nemmeno una marcia, anche se tale può sembrare, per la gloriosa sicurezza e la trionfale baldanza. È una corsa ardente.